Aveva iniziato a frequentare una prostituta diventandone cliente abituale fino a quando si è infatuato della donna, che però non nutriva affatto nei suoi confronti gli stessi sentimenti. E così l'uomo, un agricoltore trevigiano di 46 anni, si è fatto sempre più insistente, fino a diventare pericoloso. La vicenda è culminata il 27 giugno con una serie di colpi di pistola ai danni della vettura in cui la prostituta si era appartata nel parcheggio di un fast food nella zona del Terraglio. Le indagini della polizia veneziana, coordinate dalla procura del capoluogo e condotte in collaborazione con i colleghi della Marca, hanno portato all'arresto del 46enne da parte della squadra mobile di Venezia. L'uomo si trova già agli arresti per la sparatoria del 14 giugno in un campo nomadi a Villorba ed è stato raggiunto quindi dal provvedimento che ne dispone la custodia cautelare in carcere. Dovrà rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. L'aggressione del 27 giugno scorso ai danni della prostituta, della quale si era invaghito, non aveva sortito alcun effetto e nessuno era rimasto ferito, nonostante i proiettili avessero colpito la portiera e un colpo avesse addirittura attraversato l'intero abitacolo senza sfiorare i due occupanti.